Rosolina Mare, stagione estiva che sta iniziando, siamo con Mauro Casartelli, famiglia famosa per le giostre, famosa perché da tanti anni qui a Rosolina Mare, ma soprattutto fa parte di quella categoria penalizzata dal Covid. Innanzitutto, come va Mauro? Buona giornata. Ciao, buona giornata. Va come deve andare, cioè siamo in attesa, adesso si è sbloccato e speriamo di ripartire dopo un anno e mezzo di lavoro a singhiozzo, 2 salti mortali e poi basta abbiamo fatto. Ecco, quindi l'amministrazione qua poi comunque ci spalleggia, ci dà l'opportunità di lavorare e iniziamo anche quest'anno, come l'anno scorso, da Rosolina Mare, sperando di non fermarci più. Ecco, ricordiamo che il vostro settore è da ottobre che non lavora. Tu mi dicevi che l'ultima fiera avete fatto è stato Rovigo. No, Rovigo non l'avete fatta? L'abbiamo installato e disinstallato senza fare niente, quindi abbiamo avuto delle spese senza nessun introito e da allora siamo fermi. Ecco, quindi le prospettive di quest'anno funzioni. La speranza non è come il ministro, la nostra è molto più forte, quindi speriamo che partiamo e non fermarci più, perché rifermarci vorrebbe dire penalizzare e ammazzare tanti di noi. Ecco, anche a voi chiediamo la domanda ormai classica di questo periodo. Ristori ne avete avuti? Il vostro settore? Qualcosa sì, ma però con una mano ti danno e con l'altra ti prendono, perché le spese comunque non sono mai cessate, INPS, INAIL, IVA, tutto è arrivato, quindi da una parte ti danno, da una parte e dall'altra ti tolgono. Quindi sì, qualcosa comunque abbiamo avuto. Guarda, noi ti facciamo gli auguri di una stagione straordinaria, siccome doveva cominciare domenica però ha piovuto, però abbiamo detto in un altro articolo spiaggia bagnata, spiaggia fortunata. Speriamo. Quindi si spera che da giugno di buon auspicio. Esatto. Grazie, buon lavoro. Grazie a tutti, ciao.